Circolo Galileo Galilei, associato alla SOMS, che è fondato da un paio d'anni e opera nella realtà di Mogliano e ha come scopo la diffusione della cultura scientifica. Ci piacerebbe parlare della cultura scientifica con la S maiuscola, nel senso che vorremmo proprio che sia la motivazione che ci raccoglie periodicamente. Ho accennato che è il terzo ciclo di conferenze che organizziamo, perché 2 anni fa abbiamo cominciato a parlare di evoluzione con l'anno in memoria di Darwin. L'anno scorso abbiamo percorso viaggi tra le stelle seguendo un po' la storia di Galileo e quest'anno abbiamo preso una sfida che cominciamo con voi questa sera, che è discutere di una cosa che spesso incute un po' di paura, un po' di timore, a mo' di un vampiro da mantenere lontano, ma che forse sta diventando un tema tanto attuale, visto la vostra presenza direi che in realtà siamo riusciti a interessarvi, cioè la matematica. Com'è stato il nostro percorso? Nel nostro percorso è stato tutto in salita, ma grazie sia al contributo dell'amministrazione comunale che ci ha dato il patrocinio. Ringraziamo l'assessore alla cultura Giorgio Copparoni, che però questa sera purtroppo non potrà essere presente, ma un grazie con una G maiuscola, forse tutte le lettere maiuscole, a quello che è diventato il nostro consulente scientifico, che è il professor Giulio Peruzzi dell'Università di Padova, che forse qualcuno di voi, ma vedo facce molto nuove, ricorderà le conferenze dell'anno scorso, uno splendido intervento sulla vita di Galileo, a cui passo subito la parola per dare il benvenuto all'inizio della rassegna. Sì, mi sentite? Sì. Io vi ringrazio, ma in realtà volevo solo stare a sentire Furionsel e come penso tutti voi, per cui io spendo solo 2 parole per dire questo. Mi sono sempre occupato, a parte della mia attività scientifica come fisico e storico della fisica, ma di diffusione di cultura scientifica. Ritengo che nel nostro paese in particolare sia un elemento importante, stimolare iniziative come queste, che come si vede hanno un'enorme risposta di pubblico. Credo che sia importante, e appunto perché nel nostro paese in realtà, per una serie di ragioni che non sto qui certamente ad analizzare, ma noi abbiamo una certa arretratezza in questo campo. Ed è una arretratezza che poi in qualche modo si riverbera anche in tante altre cose che riguardano la vita di tutti i giorni e prima di tutto il nostro essere cittadini in questo paese. E nel mondo in cui viviamo una preparazione scientifica è fondamentale per poter esercitare i nostri diritti e i nostri doveri come cittadini di un paese che pretende di essere un paese avanzato. E quindi secondo me queste iniziative sono importantissime e sottolineano uno dei 2 aspetti del rapporto tra l'università e il territorio che la circonda. Uno è il trasferimento tecnologico, le applicazioni, ma un altro è quello che riguarda il suo trasferimento di cultura. Un esempio, poi lascio subito la parola a Furionsel, che penso che ci intratterrà piacevolmente su questa conferenza, che ha anche un titolo divertente, ed è questo, dice la matematica che ha a che fare con la vita di tutti i giorni, molto. Ma ci permette per esempio, per quello che sto dicendo ora, di leggere alcuni dati. Allora, un dato, ne parlavamo qualche settimana fa con Margherita Hack, e vi faccio lo stesso esempio. Leggete da tutte le parti, in questi giorni c'è l'università in rivolta, studenti, ricercatori, non si capisce bene da quello che dice la stampa, se uno non è dentro l'università cosa sta succedendo, però il governo ci regala 1 miliardo di euro. Cioè, 1 miliardo di euro è una cifra, è un numero. So che Onsel parlerà anche di che cos'è un numero, il concetto, l'idea di numero. È un numero, basta tutto leggere. Perché letto così sembra di che cosa si lamentano questi? Ci avranno quasi 2000 miliardi di lire e perché stanno lì a protestare? Allora, leggiamolo questo numero, bisogna fare una somma algebrica. Il miliardo è quello che dice Tremonti che viene dato. In realtà avevano prima tolto
un certo numero di cifre, 126 milioni perché nella cosiddetta legge di stabilità, che è il nuovo nome della legge finanziaria, erano stati già detratti 126 milioni. 550 milioni erano stati tolti perché non era stato rinnovato un finanziamento che il precedente governo aveva fatto per cercare di riequilibrare i finanziamenti all'università, quindi dal ministro Padoa-Schioppa, quello precedente, e altri 400 milioni erano stati tolti perché l'anno scorso c'è stata l'una tantum dovuta al rientro dei capitali dall'estero, e quest'anno ovviamente non è una tantum, quest'anno non è stata per ora ancora rinnovata. Se fate la somma, appunto questa è semplicemente una somma, fa 1076. 1076 a fronte di 800 sono 276 in meno, non 1 miliardo in più. Perché dico solo 800? Perché poi 800 dovrebbero andare a finanziare l'università, 100 milioni vanno per il diritto allo studio. Dice vabbè, di lì toglie qualcosa ma il diritto allo studio. Peccato che nella legge di stabilità ne togliesse 96 e quindi praticamente si va in pari. Un diritto allo studio che non è finanziato sufficientemente ormai da anni, ma così praticamente rimane stabile e sottofinanziato. E 100 milioni vanno a un bonus fiscale per le imprese che fanno ricerche con l'università. Quindi di fatto di questo miliardo alla fine netto all'università andrà in meno 276 milioni. Saper leggere i numeri e non farsi prendere in giro è anche un modo per capire che cosa succede, e per far questo non bisogna aver paura dei numeri. Grazie e la parola a Fulvio.